Buona domenica, amiche e amici. Siamo alla seconda domenica del tempo ordinario e già in questa seconda domenica del tempo ordinario siamo entrati nell'anno A, anno liturgico denominato anno A, che segue la narrazione del Vangelo di Matteo. Noi ascoltiamo quasi esclusivamente in tutto questo anno liturgico il Vangelo di Matteo, però già in questa seconda domenica del tempo ordinario, piccola anomalia, si inserisce un branetto del Vangelo di Giovanni. Giovanni capitolo 1 è una parte del capitolo 1 molto significativa, all'inizio proprio del quarto Vangelo, nella quale il protagonista chi è? È un altro Giovanni, è Giovanni Battista. All'inizio del Vangelo di Giovanni Evangelista c'è la figura di Giovanni Battista. Chi è Giovanni Battista nel quarto Vangelo? Chi è? Chi è Giovanni Battista secondo Giovanni Evangelista? Scusate il bisticcio tra i due Giovanni. Giovanni Battista è il testimone. È il testimone perché è colui che guarda dalla parte giusta e insegna anche a me a tenere lo sguardo rivolto dalla parte giusta. Qual è la parte giusta? È la parte della vita. Giovanni Battista ci insegna a tenere lo sguardo rivolto a colui che viene a portare la vita. Nel quarto Vangelo Gesù si definisce proprio così, definisce così la sua missione nel mondo. Io sono venuto perché gli uomini abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Nel centro esatto, perfetto del Vangelo di Giovanni, Gesù dice questo. Giovanni Battista all'inizio del Vangelo ci invita a guardare verso di lui, a non avere uno sguardo distratto che si perde a guardare cose o persone o figure che non portano in noi la vita. Allora, cosa fa Giovanni? Ci accontentiamo soltanto di un versetto che sarà talmente denso che ci basta. Giovanni, vedendo Gesù, vedete, Giovanni è colui che vede Gesù, che lo tiene costantemente sott'occhio, che lo osserva, che lo scruta. Giovanni è l'uomo che non è superficiale, è il profeta, è l'uomo del deserto, è l'uomo della parola di Dio, è l'uomo dello spirito di Dio, è l'uomo della profondità e della profondità dello sguardo, è anche l'uomo di una profonda umiltà, perché Giovanni non mette mai al centro se stesso, non invita a guardare verso di lui. Giovanni Battista è straordinario perché non mi fa guardare verso di lui, non è egocentrato, lui guarda Cristo e invita anche a me e invita anche me a guardare verso Cristo. Attenzione, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Ecco l'agnello di Dio. Noi sentiamo in italiano questa parolina qua, ecco, e non ci interessa, non desta attenzione, è un'espressione che sembra del tutto inutile. In realtà, ecco, è la traduzione dal greco dell'imperativo del verbo guardare, vedere, guardare. Orao è il verbo, che significa proprio guardare. E quindi l'imperativo è guardate. Giovanni Battista sta dicendo a noi: guardate l'agnello di Dio. Giovanni è colui che vede, ma che insegna anche a me a vedere, a osservare, a guardare, a non essere distratto. Per questo Giovanni è il testimone. E tra l'altro vi dicevo che lui è umile perché lui fa di tutto per passare inosservato, cioè si tira indietro e dà tutta la centralità dei nostri sguardi a Gesù. Chi è Gesù? Innanzitutto Gesù è colui che viene. Vi ricordate che anche nel Vangelo di Matteo Giovanni Battista ha questa preoccupazione? Lui è in carcere, ha qualche dubbio, comincia a non capire tante cose e manda i suoi discepoli incontro a Gesù proprio per chiedergli questo: sei tu colui che deve venire? Sei tu il veniente? Chi è colui che viene? Nella Bibbia colui che viene
è Dio. Profeta Isaia, capitolo 40. Siamo all'inizio di quella parte del libro del profeta Isaia che parla della liberazione. Da che cosa? Dall'esilio, dalla deportazione, dalla alienazione peggiore che Israele abbia vissuto. E cosa dice il capitolo 40 all'inizio? Ecco, fatalità, il Signore Dio viene con potenza, il Signore viene con potenza perché con potenza ti libera dalla prigionia, dall'esilio, dall'alienazione, da un senso di oppressione e porta alla tua esistenza che cosa? La vita, cioè la libertà, l'essere a casa, la terra promessa. Gesù è il venire di Dio nella mia storia perché Dio desidera entrare nella mia storia perché vuole comunicarci la sua vita, quella vita di cui Lui è creatore, è il donatore della vita. Chi è Gesù? Proseguendo i nostri discorsi, chi è Gesù? Questo Gesù che viene, no? Chi è? È l'agnello. Guardate l'agnello di Dio. L'agnello ci fa venire in mente l'agnello pasquale, il cui sangue è un sangue che determina la salvezza, perché agli ebrei viene chiesto di mettere il sangue dell'agnello sugli stipiti delle case e quindi l'angelo sterminatore passerà oltre e ci sarà salvezza, cioè ci sarà vita. Mangiare la carne dell'agnello significa iniziare la prima Pasqua, che poi sarà ripetuta, e ogni volta che viene ripetuta quella Pasqua lì nel popolo di Israele significa ricordare che con le carni, con il sangue e con la carne dell'agnello è iniziato un cammino di liberazione. Con la prima Pasqua il popolo di Israele ha cominciato a camminare. Dove? Fuori dall'Egitto, fuori dalla terra che ti aveva oppresso, verso il deserto dove riceverai il grande dono della parola di Dio e attraverso il deserto camminerai nella direzione della terra promessa, una terra che non deve più essere come l'Egitto, ma deve diventare non una terra di oppressione, ma una terra di fraternità, di giustizia e di pace, perché c'è la parola di Dio che ti guida, che è luce, che è vita. Colui che toglie il peccato del mondo. Togliere, in questo caso, bisogna fare attenzione perché quel verbo lì in greco significa tante cose, significa certamente togliere nel senso di tirare su, di sollevare in alto e addirittura potrebbe essere tradotto con caricarselo. L'agnello di Dio è colui che si carica sulle sue spalle il nostro peccato. Gesù è l'agnello di Dio quando è sulla croce, quando dà alla sua vita e alla sua morte un senso di espiazione, cioè muore al posto mio. È il riscattatore, è colui che paga di tasca sua per liberare me da tutti i miei pesi. Gesù viene sulla terra per togliere i pesi che ci devastano umanamente, esistenzialmente, toglie il peccato del mondo. Cos'è il peccato del mondo? È tutto ciò che nel mondo provoca strutture di peccato, direbbe Giovanni Paolo II, cioè provoca oppressioni, guerre, mancanze di fraternità, indifferenza, rancori, invidie, quella cattiveria che poi degenera e diventa che cosa? Violenza, cioè la negazione della vita. Ma lui è il Dio della vita, che viene per ripristinare la vita. Buon cammino allora, buon cammino nel senso che proviamo anche noi a guardare colui che è l'agnello di Dio, che viene, che è l'agnello di Dio, e proviamo anche a seguirlo e a lasciarci contagiare da questa sua carica di vita e di amore. Buona domenica.